Non è una regione per giovani, inizia così la riflessione di Francesco Iori sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Sono i ragazzi a pagare il conto più salato alla crisi in un Veneto costretto ormai da una quindicina d'anni a misurarsi con un mercato del lavoro che Iori definisce terremotato dagli sconquassi economici che si susseguono senza tregua dal 2008 in poi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è lunedì 11 aprile 2022, io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda lo sfruttamento. C'è solo sfruttamento nel presente dei giovani, così l'editoriale di Francesco Iori sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, appunto. 3 colonne di articolo che passano in rassegna i dati sulla disoccupazione, ad esempio, che è cresciuta a 2 cifre anche in Veneto, e per chi ha un posto di lavoro naturalmente il precariato è regola. Parliamo dei giovani appunto in Veneto, stipendi inadeguati, carenza di sicurezza, formazione lontana dalle necessità del mondo produttivo. Questa è l'analisi di Francesco Iori, che si conclude così: in estrema quanto brutale sintesi, lavoriamo in pochi e male, studiamo troppo a lungo ma con percorsi formativi non adeguati alla domanda di competenze che viene dall'economia, e quel lavoro che diamo ai giovani è inquinato da un micidiale veleno, lo sfruttamento, appunto, un'autentica, devastante, perversa forma di rapina, quella di futuro. Insomma, un'analisi impietosa che lascia forse anche poco spazio alla speranza e alla capacità quindi di costruire un nuovo Veneto per i giovani, che sicuramente meritano di più. E allora voltiamo pagina in questo lunedì di primavera. A Chioggia c'è una nave russa che è bloccata in porto da giorni. È ferma da sabato al porto di Chioggia, appunto, e non sa quando potrà ripartire. La notizia sul Gazzettino di oggi: la Valery Vasiliev, pronta a imbarcare 120 container di elementi d'arredamento, è appunto ferma in uno stallo paradossale, una situazione per certi versi assurda, con le maestranze che non possono caricare, sono in attesa di capire se possono caricare la nave e questi 120 container, e l'equipaggio che è in attesa invece a bordo della motonave russa. Perché è bloccata nel porto di Chioggia appunto da sabato? Perché sono in corso ancora delle consultazioni per capire quando scattano le sanzioni per l'export a Mosca. Nella giornata di oggi dovrebbe definirsi la situazione, dovuta appunto all'incertezza legata alla progressiva entrata in vigore di tutte le sanzioni decise dall'Unione Europea contro Mosca, legate naturalmente al conflitto in Ucraina. Il chiarimento dovrebbe arrivare nelle prime ore di oggi. Nel frattempo il portavoce degli spedizionieri marittimi internazionali, Tommaso Citran, leggiamo sul Gazzettino, ha dichiarato che, stando ad alcune comunicazioni ufficiose, le unità russe potranno continuare ad attraccare, imbarcare e sbarcare fino al giorno 16. In tal caso le operazioni dovrebbero aver corso senza alcuna perdita di tempo. Manca tuttavia l'ufficialità, diceva comunque Citran. Questo per quanto riguarda gli effetti sull'economia del conflitto in Ucraina. Passiamo all'attualità, una notizia veramente incredibile, sempre sulle pagine del Gazzettino. Il caso a Vicenza: un giovane di 17 anni avrebbe pagato una sorta di scorta personale fatta di 3 bodyguard improvvisati, suoi coetanei, contattati in un giro di amicizie comuni, 100.000 euro per sbarazzarsi, difendersi dai bulli che lo tormentavano a scuola. Guardie del corpo
che ora sono sotto accusa per circonvenzione di incapace. Per i legali si tratta di contestazioni assolutamente infondate, ma insomma il GUP del Tribunale di Vicenza ha deciso il loro rinvio a giudizio. Leggiamo sempre sulle pagine del Gazzettino la notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: minore paga il pizzo per farsi difendere dai bulli della scuola in 3 a processo. Appunto il 17enne avrebbe versato fino a 100.000 euro. Una storia davvero incredibile. I fatti risalgono a 3 anni fa, il 2019, quando all'epoca lo studente non era ancora maggiorenne. Torniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, dove c'è una intervista a pagina intera, i favolosi 70 di Cecchetto, quindi una paginata dedicata appunto al talent scout Claudio Cecchetto, che pochi lo sanno ma è originario di Ceggia nel veneziano, ha plasmato la musica italiana tra passato e futuro, produttore discografico, disc jockey, cantante con il Gioca Jouet, conduttore radiofonico e televisivo. La storia appunto questa di Claudio Cecchetto, che compie 70 anni, è il talent scout per eccellenza in Italia, ha scoperto Giovanotti, Amadeus, Fiorello, Max Pezzali, Gerry Scotti, Leonardo Pieraccioni ed è nato appunto a Ceggia nel veneziano il 19 aprile del 1952. Una lunga intervista in cui racconta che si annoia facilmente, dà fiducia a chi lo elettrizza e in questo modo non sbaglia mai. L'ultima notizia di oggi è una flash, riguarda il partito di Carlo Calenda, Azione, che in Veneto ha definito la sua segreteria regionale. A fianco al neosegretario Marco Garbin ci saranno Carlo Fei a coordinare la comunicazione, Alessandro Coccolo nella gestione degli enti locali, Bruno Cacciavillani in qualità di tesoriere, Giulia Tessari per la segreteria, Alberto Baban per imprese e tecnologie e ancora Massimiliano Dal Monte per sostenibilità e ambiente, Stefano Allievi con la delega alla popolazione e movimenti migratori, Cristian Zara per gli amministratori locali, Anna Ferrari per le politiche giovanili, Michela Lorenzato per il terzo settore e pari opportunità e infine l'area sanità e benessere con un gruppo di esperti e professionisti del settore coordinati ad interim dallo stesso segretario regionale Marco Garbin. Fanno parte della segreteria regionale del partito di Carlo Calenda, Azione, anche i 7 segretari provinciali del Veneto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi un buon lunedì e una buona settimana.